Siamo col dottore Pietro Curella, revisore dell'Ordine dei Medici di Agrigento, per parlare di un grosso convegno che si terrà sabato prossimo a Licata. Dottore Curella, di che cosa si tratta e di che cosa si parlerà? Sì, allora, il convegno organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento verrà svolto, come ha detto lei, a Licata il 13 aprile, all'aula capitolare della Chiesa del Carmine, dalle 9 in poi. Si tratterà un argomento principale, che è il carcinoma della mammella. Come sappiamo è una patologia tumorale molto frequente nelle donne. Si stima che in Italia vengono colpiti circa 53.000 donne, e solo nella nostra provincia 1 migliaio di donne vengono colpite da questa patologia tumorale. Il congresso virerà su una prima parte riguardante la diagnosi precoce, lo screening e la chirurgia della mammella, e sulla seconda parte faremo conoscere a molti colleghi l'importanza della breast unit nella nostra provincia. La breast unit, ricordiamo che è un'equipe pluridisciplinare formata da un insieme di professionisti come il radiologo, l'anatomopatologo, il radioterapista, il chirurgo, lo psicologo, l'anestesista, che prendono a braccetto la donna e la seguono durante tutto il loro percorso. Durante il convegno ci sarà anche una sessione dedicata al ruolo dei medici di medicina generale. Sì, questa è una sessione che noi abbiamo voluto inserire per specificare il ruolo proprio del medico di medicina generale nel seguire la paziente affetta da questa patologia tumorale. Sappiamo che il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale nel trattamento, nel trattamento e nella diagnosi delle donne colpite dalla patologia tumorale, perché è il primo collega, è il primo professionista che ha stretto contatto con la donna. Durante la sessione del congresso, quindi durante la sessione sia riguardante la medicina generale, ma sia anche durante tutto il congresso, ci saranno momenti molto toccanti, in quanto saranno coinvolte delle donne affette da carcinoma mammario, che sono state già inserite nel circuito della breast unit e racconteranno la loro testimonianza.